Buonasera e benvenuti alla dedica. Ma che cos'è la dedica? C'è un cantante che vive in un paese o in una città conosciuto soprattutto nel suo territorio e che canta nel dialetto locale. Ma è proprio a lui, a questo cantante, che si rivolgono amici, parenti, ma anche semplici ammiratori per dedicare una canzone ad una persona. È questa la dedica, come un tempo erano le serenate sotto la finestra. Oggi siamo ad Alcamo, una bellissima cittadina in provincia di Trapani che guarda il Mar Tirreno. È qui nella Sicilia profonda che per conquistare una donna ci si affida da sempre alle serenate. Ad Alcamo ci sono due fratelli, Maurizio e Giuseppe Calandra, che hanno fatto proprio questa antica tradizione siciliana, utilizzando però sonorità moderne. Cantano l'amore e la sicilianità e lo fanno ovviamente in dialetto. Però prima di scoprire quale sarà la dedica di questa puntata, conosciamo questi due fratelli, la loro storia e la loro musica. Mi suso, mi curcuso soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso. Noi la musica ce l'abbiamo nel sangue. Mio padre suonava la chitarra in modo molto passionale, suonava anche ai matrimoni, ma qui in Sicilia c'era un'usanza, quella di fare le serenate, quindi molto spesso la notte mio padre con la chitarra girava per la città su commissione per suonare la classica serenata, che era molto in uso qui in Sicilia come richiesta appunto per un matrimonio futuro. Io dell'attività di mio padre musicale non sapevo nulla. Ho scoperto all'età di 10 anni, quando ho preso la licenza elementari, perché mio nonno mi aveva fatto una promessa. Se riuscivo a passare l'anno scolastico mi faceva un regalo. Io, appassionato di cinema, avevo chiesto un proiettore. Superato l'esame, mio nonno, come promesso, mi ha mandato dalla Germania, perché lui era un immigrato, un baia di 10.000 lire. Però mio padre mi ha fermato e mi ha detto: scusa, ma perché non compri una chitarra? Dico, una chitarra? Ma cosa c'entra la chitarra con il cinema, con la mia passione? Però mi ha stuzzicato talmente tanto che io ho comprato questa chitarra. Lui l'ha imbracciato la chitarra e si è messo a suonare. Scusa papà, ma tu sai suonare la chitarra? Non lasciarmi solo, non andare via, resta accanto a me, fammi compagnia. Tutta questa cosa mi ha preso e ancora oggi ricordo proprio i primi brani che mio padre mi ha strimpellato. E da lì lui mi ha spiegato pure che ha smesso di cantare, suonare, per un po' di gelosia di mia mamma, che non voleva assolutamente che lui si esibisse. Al muro. Una cosa che in un certo senso mi ha lasciato un po' di amaro in bocca, però ho capito quanto ha sofferto mio padre e dandomi l'input appunto di prendere quella chitarra in mano, forse sto continuando il sogno che ha avuto mio padre. Le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9-9, tanto fuori chiovi, un corpo ali capiddi, mi sciavolo la scidi, ma giusto le baffette, una ciovoli quasetti. Siciliano, tipusciano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano, tipusciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e a cominciare da capo. Siciliano tipusciano. Il siciliano è un personaggio molto poetico, è passionale e anche indolente molto spesso. E in questo brano noi lo raccontiamo in modo ironico, senza piangerci troppo addosso, perché rappresentiamo un po' lo stereotipo di quello che siamo. Noi raccontiamo le nostre storie e prendiamo spunto dai vicoli, dalle vie, dalle piazze della nostra città, che è Alcamo, e che si trova nel cuore della nostra Sicilia. Serietà alla base di tutto. Ragazzi, fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e dopo mi faccio altre 3 ore di sonno. Che bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Va, mi sembra esagerato. Ciao ragazzi! Diciamo che l'asino per noi rappresenta tutto. L'abbiamo adottato proprio come simbolo di forza, di caparbietà, di testardaggine. Perché comunque è lento, sì, però arriva. Anche se ci mette un po' più tempo.
E spesso ci hanno anche magari deriso, perché vedere questi due giovanotti con i capelli bianchi e quest'asino in braccio ha suscitato sicuramente molta ilarità, ma noi non riusciamo a farne a meno. La nostra mascotte ha viaggiato sempre con noi, è stato in Guatemala, è stato in Svizzera, in Belgio, in Canada, a New York e ha girato sempre con noi, non possiamo farne assolutamente a meno. Poi è anche benedetto da Papa Francesco, quindi, di cui abbiamo anche una foto. Siciliano, ti pusciano, e l'umunno, tegno umano. Io facevo altro nella vita, ho fatto un po' di tutto, diciamo che qui in Sicilia c'è l'arte del sapersi arrangiare, ho lavorato nei campi, ho lavorato nel campo delle assicurazioni, commerciante e mi sono avvicinato alla musica grazie a mio fratello che mi ha portato a conoscere la musica folk siciliana e devo dire che c'è stato un periodo della mia vita dovuto forse anche a una forte delusione nel campo musicale che io all'età di 14 anni ho smesso di suonare e ho ripreso nuovamente la chitarra in mano all'età di 38 anni. Oggi è domenica e me ne vaio a mare. E devo dire che è stata anche per una cosa molto strana. Solitamente diciamo che per un musicista il karaoke non è una forma congeniale assolutamente per suonare, però io devo dire grazie al karaoke che mi ha portato a conoscere, ad avvicinarmi nuovamente alla musica. Da lì ho imbracciato nuovamente la chitarra, ho iniziato nuovamente a fare matrimoni e da qui siamo arrivati forse a seguire anche un progetto che aveva mio padre, che è quello di suonare comunque le classiche serenate che in Sicilia stanno ritornando in auge. Comunque la mia attività primaria, la musica è stata una passione per me, ma la mia attività primaria era il commercio. Ho lavorato tantissimo con negozi e ho avuto anche l'attività di noleggiatore di videogiochi. Ma ora la musica mi ha preso in modo proprio totale e sto continuando appunto su questo modo di vivere la vita, perché la musica per me è famiglia, è stare assieme, è emozione. Io con mio fratello abito in questo palazzo, per cui viviamo assieme con le famiglie, con i miei figli e i miei nipoti, e giù nel nostro pian terreno abbiamo allestito una sala prove dove ci ritroviamo e viviamo quasi intensamente i nostri giorni a scrivere la musica e allo stesso tempo a fare le prove con la nostra band, che sono i nostri amici. La nostra possiamo definirla una cooperativa musicale familiare. Le nostre canzoni parlano appunto di questo, dei valori, della famiglia, dell'amore e ovviamente anche dei matrimoni. Tra due mani io mi marito, non mai provato ancora manco lo vestito, dopo 20 anni di stare zitto, tra due mani forse io mi marito, quasi contenti fuori l'amici e parenti, qualcuno disse veri dopo te ne penti, meno felici fu Luzzo Antonio, disse sogno contrario a sto matrimonio. Con questa canzone abbiamo voluto parlare e far vedere anche attraverso il video la Sicilia di una volta, la Sicilia contadina, agricola. E poi abbiamo voluto concentrare tutto anche sul fatto del matrimonio, perché era un evento aspettato e condiviso da tutti. Questo è il brano che ci ha richiesto più tempo, perché abbiamo voluto raccontare una storia, ma abbiamo trovato difficoltà a scrivere il ritornello. Allora abbiamo attinto da un vecchio scioglilingua siciliano che diceva senza tuppo un tappe, con lo tuppo tappe, basta che tappe e come tappe tappe. Mi spiego. Una volta le donne, nel momento in cui si fidanzavano o venivano date come promesse spose, usavano raccogliere i capelli con il tuppo. Quindi un uomo, nel momento in cui vedeva già una donna con i capelli raccolti, sapeva che era una donna impegnata, quindi diventava come un segnale che non doveva avvicinarsi. Senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppo e tappi,
Cuttuppe tacchi, già tacchi, tuppo di rituppi, tappe come tappi tappi. Questa è una canzone che io amo tantissimo e penso tantissimo quando ascolto questo brano e quando la canto, tutte quelle persone che effettivamente vorrebbero sposarsi o vorrebbero fare il grande passo, però non ne hanno il coraggio. E noi, guarda caso, nel nostro gruppo c'è un carissimo fratello amico nostro, Gianni Lombardo, che è da tanto tempo che vuole fare questo passo, ma lui non riesce, è bloccato, non sa ancora come dire alla sua amata Claudia che la vuole sposare. Noi in questo senso abbiamo cercato di aiutarlo e ci siamo messi a disposizione sua e cerchiamo in questo momento di realizzare questo grandissimo sogno, sia da parte nostra, così finisce di rompere, e sia quello di Claudia che effettivamente aspetta questo momento. Siamo arrivati al momento della dedica. Gianni, un caro amico di Maurizio e Giuseppe, che oltretutto lavora con loro, ha deciso di fare il grande passo. Ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata Claudia e lo vuole fare con una canzone proprio dei fratelli Calandra. Ha dato un appuntamento a Maurizio e a Giuseppe nel centro di Alcamo per preparare questa serenata. Gianni. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao, come va? Ciao Maria. E allora? Tutto bene. E allora? Hai deciso? Ho deciso. Hai deciso? Hai deciso? Si può fare. Conosco Claudia dal 2013, l'ho conosciuta per un evento, in una serata, è stato un colpo di fulmine. Dopo circa 3 mesi siamo andati già a convivere e viviamo insieme da 7 anni. Il nostro è stato sempre un rapporto ricco di complicità, di passioni comuni. L'anno scorso, dato che si era creata un po' di routine, il rapporto sembrava quasi scontato, ho deciso di organizzare una sorpresa per lei. Durante il percorso, il tragitto per arrivare a Siracusa, lei mi faceva 1000 domande: ma dove andiamo? Ma dove mi porti? Pensava che era una cena fuori, una escursione di equitazione, una cosa un po' più tranquilla, il tiro con l'arco. E quando siamo arrivati all'Avioclub di Siracusa, lei è scesa dall'auto e dice: ma dove siamo? Ma cosa stiamo facendo? E appena ha visto l'insegna dell'Avioclub, dice: no, è impossibile, non ci posso credere, cosa hai fatto? Cosa mi stai combinando? E l'ho trascinata fino diciamo, al luogo del lancio, l'ho convinta perché pensava che dovesse farlo soltanto lei, questa esperienza. Invece io ho detto: no, dobbiamo lanciarci insieme e dobbiamo vivere questa esperienza insieme. Ed è stato fantastico. Piaciuto? Da morire. Amore, ce l'abbiamo fatta. Oh, no. Amore È mio. bellissima, è una cosa bellissima. Al ritorno del lancio il nostro rapporto ha iniziato a prendere una piega diversa, abbiamo iniziato di nuovo ad aprirci, a confrontarci, a parlare. So che però non durerà tanto se io non le do un segno tangibile del mio amore e non farò in modo di poterle dare una ulteriore prova, una conferma d'amore. E ho chiesto ai miei amici Giuseppe e Maurizio Calandra di dedicarle una serenata, quindi fare questo gesto d'amore e chiederla in sposa. Rapi sta porta che sogno ca fora, rapi sta porta che non vi l'ora, non vi l'ora di stare con te. Rapi sta porta, bellezza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Che ne pensi? Penso che è perfetta. Guarda, mio fratello non ci ha dormito la notte. Siamo partiti dal ritornello, ma poi le parole sono venute da sole. Per questo motivo, secondo noi, è il brano adatto per fare questa serenata. Tu che ne pensi? Secondo me è perfetta. Ci siamo? Troveremo anche la chiusa comunque. Ok. Maurizio e Giuseppe hanno scelto una bellissima serenata d'amore per Claudia, come richiesto da Gianni. Ma come avverrà la dedica? E cosa ha in mente Gianni per stupire, questa volta definitivamente, la sua amata Claudia? Claudia, entrate. Entrate. Entrate.
Fermatevi qua, fermatevi qua. Fermatevi. Claudia? No, no, Claudia, no. questa è una canzone che ti dedica Gianni, una Gianni. serenata. No, finitela. Noi iniziamo. No, finitela seriamente. Auguri. Notti di stigi e luna china, dormi piduzza tra le cuscina, la finiscetta a vaniduzza e io cassuta c'aspetto a tia. Sogno lo vento che t'accarezza, la tua facciuzza e la tua cizza. Sogno lo sonno che t'addormesce quando lo giorno scura e finisce. Rapi sta porta chi sogno ca fora, rapi sta porta chi non viu l'ura. Non viu l'ora di stare con te, rapi sta porta, biduzza mia. Non viu l'ura, amore mio, l'ora di stare con te. Notti di stigi e meno linciuri e io ca fora t'aspetto amori. Già le mie braccia ti voglio avere, l'amore mio non può mai finire. Non vedo l'ora di stare con te, rapi sta porta, biduzza mia, non viu l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Grazie. no, no, non lo fa. Mi vuoi sposare? Sì, sì, sì e sì. Ma io ancora devo ragionare quello che sta succedendo, capito? Ma siete pazzi tu? Ma voi sapevate tutto? Questo? No. No, alla futura. Auguri! Auguri! Cioè io mi rendo conto che ho amici favolosi, è un ragazzo spettacolare. Allora, ma con le mani si mette. Boh, vabbè, questo, No, dai. no. Questa la storia di oggi. Noi ci vediamo domani per la prossima dedica.